Yonder, che scende per un centinaio di metri. Prima uscita, Bivac 2021, siamo un po' ridotti, tempo un po' uggioso, ma non si molla. Abbiamo lasciato la macchina a San Pietro, adesso ci stiamo incamminando per l'anello del Prosecco, che è vicino a casa, ma non lo facciamo Facciamo andare mai. di là, mi sa. Può essere. Stiamo seguendo le indicazioni di un uomo di un uomo locale al bar, però diciamo che non sono quelle che trovavamo su internet, quindi speriamo bene. Piccolo aggiornamento, abbiamo cambiato strada perché ci fidiamo di internet e internet diceva tutt'altra parte. Boh, magari avrà capito male il percorso il signore. Albano. Esatto, o magari stiamo capendo male e dobbiamo cambiare di nuovo. E si è messo a piovere. Il tuo corpo. A 50 metri dalla macchina, la mappa che ci dice dove andare. Il primo video dove è presente la segnaletica dell'anello del Prosecco. Sbagliato il secondo bivio su 2. Dai, di qua non andremo da nessuna parte. Eccolo, il segno. E questo è. Strada a monte dobbiamo prendere. Praticamente siamo scesi per sta strada qui e siamo arrivati in fondo dove ci sono alcune cantine, solo che poi continuava per una statale per arrivare a un punto panoramico e visto che si arriva di nuovo per sta strada l'abbiamo risalita e quindi riprendiamo dal punto panoramico. Appena arriviamo al punto panoramico si mette a piovere ovviamente. Bello, bello, sì. Causa pioggia siamo passati alla GoPro. No, mi sento i talloni sempre più stonfi. Senza offesa ai talloni. La situazione si fa bagnata. Si molla. Non si molla niente. Neanche se ci viene la macchina incontro. Non si molla Guarda niente. che cazzo che c'è. Guarda che tettoia, potremmo approfittarne. Ti rendi conto che la pianura è bella. Noi siamo venuti verso la pioggia, poi andiamo in pianura e troveremo ancora la pioggia. Mezzogiorno meno un quarto sono. Sì, andiamoci. È questo? No, quella è una fontana. Siamo tornati qua? È il cuore. Al È dove cuore. si scavalla. Ah no, sarà lì in alto l'osservatorio, guarda. Sì. Ah, dici che sale? Eh sì, vedi, va dentro il bosco. Proveremo. Qua dove siamo saliti prima. Io
A destra su... Boh, allora se fosse un austriaco l'osservatorio lo metterei in alto. Effettivamente. Però dipende dove vuoi osservare. Voglio una sponsorizzazione Nike. Siamo a una vetta. Forse questo qua sotto. Posto sulla sommità di Col Crozet, a 302 metri sul livello del mare. Era postazione di osservazione e coordinamento via telefono per tiri dell'artiglieria austro-ungarica dislocata sui colli intorno. Uno stretto cunicolo collegava l'osservatorio con una sottostante galleria che si apriva sul versante settentrionale. Bello finché è retto. Retto finché è bello. Però effettivamente era previsto brutto a mezzogiorno. Giusto. Adesso vado a prendere Gian che si è messo sotto una tettoia per cambiarsi. Finita l'avventura. Sempre con la pioggia. Ora andiamo a fare shopping.